Si aggira attorno ai 13 milioni di euro in 20 anni il disavanzo di gestione dello Sliding Center di Cortina, poco più di 638 mila euro l'anno. L'ha messo nero su bianco KPMG Advisory, la società milanese che ha redatto il piano economico dell'impianto per conto della Regione Veneto e del Comune di Cortina. Neppure l'ipotesi di affittare 9 appartamenti ricavati all'ex panificio e all'ex mercato riuscirà ad annullare il debito e non deve trarre in inganno lo stanziamento della Regione di 3 milioni di euro per sostenere la fase di avvio dell'impianto nel primo triennio fino al 2027, dedicati esclusivamente all'acquisto degli allestimenti e delle prime forniture e non al ripianamento delle perdite d'esercizio. Su questi numeri bisognerà ragionare nel post Olimpiadi. Il presidente Zaia è ottimista. È una pista anche utilizzabile dai cittadini che non sanno nulla di bob, skeleton e gettino, perché con il tutor, quindi con un tutore, si può scendere e noi vorremmo utilizzarla anche d'estate. Gli introiti più consistenti, quelli per uso agonistico, sponsor e fisi, si aggirano a poco più di 400.000 euro l'anno, 100.000 per l'uso turistico. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo il contributo pubblico per mantenere la nuova Eugenio Monti, dove in questi giorni si sta lavorando per la realizzazione della copertura dell'impianto. È una pista iconica, lo è architettonicamente, lo è sportivamente, lo è ingegneristicamente, ma lo è anche perché è l'ultima pista che è stata realizzata, questo l'ha detto anche il CIO, quindi è una pista che ha tanti valori in sé.